Anzi, Giulia Milan in questo primo scorcio di partita. Anche Cassano risponde forte su. Prova adesso Genwaru ad accentrarsi, tiro incrociato sul palo lungo. Rimane ancora un'altra chance per Liamaranto con Laita. Incrocia con Cobianchi, ma non c'è spazio sul disturbo, poi riesce a liberarsi al tiro. Cambio di posto. Barbosu. Laita. Palla Milan che risale. Passivo. Sì. Laita trova la perla. C'è il difensore sul posto, ma poi spara sopra la traversa, nulla di fatto. Riparte Pela, anche lei si infila e poi Brava a sfruttare la velocità. con la porta. Probabilmente distratta dalla stessa compagna che gli è passata a fianco. Molto probabile, sì. Cobianchi invece e ancora Giocap, gran bel gol da fuori. Piccola rivoluzione perché ha riportato in cabina di regia Tanic, spostato Pela sull'ala destra. Tanto palla persa da parte di Laita. Gioca del Padova, siamo sotto passivo. Barbosu 1-2. Vediamo come se la giocano le atlete venete. Tanic si libera su 6 metri e De lei concludere. Attenzione perché su montanti della porta di Bertolino. Ora cambio di direzione, mostra di Bianca Barbosu. Nel frattempo entrata Zizzo e proprio lei rubare palla, poi lancia Barbosu, contropiede, supera Brock. Nell'area di Brock può ripartire Cellini con Giocap che trova la rete. Gozzi, Cobianchi, Zanellini dall'ala. Si inarca bene in semi-eret. Passivo arriva adesso uno, Cobianchi da fuori, trova la rete. Ponti, Gozzi, 1 contro 1, prova tiro da fuori. È lei a impedire che la palla entri in porta. Dall'altra parte la Cellini con Prela, prova da fuori e trova il gol. Cobianchi, Gozzi si accentra, ancora Cobianchi 1 contro 1 e trova la via del gol per la rete numero 30 del Cassano. E col punteggio di 30-23 va in